e ho subito captato che Liliana Cavani ha una forte carica comunicativa che secondo me è riuscita a trasferire anche in tutta la sua produzione. Non voglio rubare molto tempo alla serata perché è interamente dedicata a lei e quindi ringrazio innanzitutto il Cineworld per aver ospitato l'iniziativa e per soprattutto aver accolto il cinema d'autore. Qui lo considero un piccolo risarcimento per il fatto che non ho potuto partecipare al convegno, però la colpa è, ho capito finalmente, Gianniolla, che è qui presente e che mi sta boicottando tutte le partecipazioni ai convegni, compreso quello di Buñuel, per cui poi faremo i conti. Due parole soltanto, non da assessore, perché insomma l'assessore, spero che qualcuno almeno in sala abbia preso atto del fatto che da 8 anni, essendo io un appassionato cinefilo, qualcosa abbiamo cercato di fare per il cinema e i risultati forse si sono anche visti. Un parere invece proprio da docente di storia dell'arte contemporanea, di nuovo profondamente innamorato del cinema, perché lo considero un contenitore veramente formidabile di tutta la complessità culturale del Novecento, secolo in cui nasce e in cui si sviluppa, in cui matura, e pertanto un fatto, un mezzo di comunicazione che pur ai non addetti ai lavori riesce a comunicare quella complessità del Novecento. Un esempio per tutti: io non so quanti sappiano che cos'è il cubismo e le sfumature concettuali del cubismo. Tutti quelli che vanno al cinema, anche se non lo sanno, stanno vedendo il cubismo. Allora questo mi sembra già di per sé un fatto straordinario, cioè io trovo che il cinema sia veramente l'arte più completa al momento e pertanto insomma di qui la passione. Allora avere a Cagliari una, se mi permette il termine, grande fattucchiera del cinema come Liliana Cavani, e cioè queste persone benedette che hanno il sortileggio di poter mettere e di saper mettere le mani in questo calderone straordinario appunto che è il cinema, ecco, per me è un grande onore. Io ricordo come tutti, penso qui in sala, i suoi film più belli e porto il saluto con autentica sincerità della città per la figura che in questo momento, ecco, qui posso tornare a vestire i paludamenti dell'assessore, veramente ringraziarla da parte dell'amministrazione per questa sua presenza qui a Cagliari. Per aver nel suo lungo percorso artistico coerentemente analizzato con spirito laico e rigore intellettuale la società, i fenomeni storici e culturali ad essa connessi, per la sua maestria nel descrivere storie e dar volto ai personaggi attraverso la scelta e la direzione degli attori, per aver utilizzato nelle sue opere, fin dai primi esordi, un linguaggio originale e fortemente innovativo, raccontando con rara sensibilità l'ambiguità del reale, il mondo della spiritualità, i sentimenti e i rapporti d'amore, il microcosmo della sofferenza mentale e le problematiche legate alla disabilità. L'Associazione Culturale L'Alambico, gli assessorati alla cultura del Comune di Cagliari, della Regione Autonoma della Sardegna e della Provincia di Cagliari conferiscono alla regista Liliana Cavani un premio alla carriera. Consegna il premio alla carriera l'assessore Giorgio Pellegrini. Si volete fare una malletta, abbia pazienza, una malletta con la barba le tocca. Grazie. Possiamo dire anche il nome dell'autrice? Sì, sì, questa scultura. Forse è meglio
Questa scultura è stata realizzata da un artista sardo-modenese, Erika De Filippo. Il pubblico che è venuto, che mi fa sempre molto piacere vedere, l'assessore che mi ha dato il premio, che mi sembra una persona piuttosto aggiornata, sveglia, per l'elogio che ha fatto del cinema, che in maniera molto giusta e molto intelligente, mi è piaciuto molto. Gli organizzatori di questo premio, Patrizia, Alessandro, le associazioni varie che io adesso sono state tante, non me le ricordo più, però tutti quanti. Molte grazie, e anche alla Erika De Filippo che per questa sua scultura molto, molto interessante e intrigante. Grazie.